Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova edizione del Futsal Sassuolo TG. In Serie C1 i neroverdi ottengono la seconda vittoria in campionato grazie al successo sul campo della Rossoblu Imolese per 9-6. Le 9 reti sono state segnate da Bellucci, Galletta, Quaie e Vitor Pureza, poi doppietta per Antofermi e tripletta per Antonietti. La partita è stata ricca di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte, specialmente nel primo tempo. Nel secondo parziale i neroverdi sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, portando a casa i 3 punti. Per vedere tutti i gol vi invito a visitare il nostro canale YouTube oppure cliccare nel link qui sotto in descrizione dove trovate un'ampia sintesi del match. Nel prossimo turno il Futsal Sassuolo sarà impegnato nell'incontro casalingo contro la Polisportiva Villa Fontana. Al momento la classifica vede gli ospiti a quota 4 punti e reduci della prima vittoria in campionato ottenuta nell'ultimo turno. L'appuntamento è per sabato alle 16 presso il Palazzetto dello Sport di Palagano. Ma non è tutto, infatti anche martedì sera alle 21 i neroverdi andranno in scena al Palazzetto di Palagano per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C1. Questa volta l'avversario sarà il 2G Futsal Parma. Gli ospiti si presentano alla partita con una vittoria, mentre il Futsal Sassuolo dovrà rifarsi nella sconfitta subita al primo turno contro il Baracca Luga. L'esito della partita di martedì sarà determinante per il passaggio alla fase successiva per i neroverdi. In caso di sconfitta saranno già fuori dai giochi, mentre in caso di vittoria sarà decisiva la terza e ultima giornata contro il Montale. Con questo è tutto, vi ringrazio per la visione, ciao!